E ciao, bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi grandissimo video di shopping natalizio nel mio negozio preferito a Napoli. Oggi ragazzi lo shopping è molto particolare perché a vestirmi ci penserà Henry Lazza. Ma che ci fai qua? Posso capire? Perché tu mi hai chiesto, mi sono 2 o 3 outfit, un po' di outfit in questo negozio, ho detto facciamoli assieme, no? Occhio signori, allora il mio negozio preferito a Napoli è Black Store. Ci troviamo a Cercola, di fronte alla chiesa, sul corso Domenico Riccardi, come potete vedere. Chi è della zona lo conosce. Negozio molto clean, molto pulito, sistemato. Adesso entriamo dentro, ci facciamo un attimo un'idea. Ti fai un'idea? Esatto. Perché la challenge di oggi consiste nel crearmi tu diversi outfit per diverse situazioni e voi da casa dovete scegliere alla fine del video quale outfit sarà il migliore. Quindi quale di questi outfit vi piacerà di più. Scegliete bene, mi raccomando. Occhio agli outfit. E poi ragazzi, il proprietario Raffaele è un mio vecchio amico di scuola. Da sempre, da sempre. Sì, penso ci conosciamo da tantissimo. Da una vita. Sì. E quindi anche per questo il mio negozio preferito di Napoli. Non è un segreto, lo sa anche lui. Allora Raffaele, oggi la challenge è molto particolare. Henry dovrà vestirmi per Natale, diciamo dovrà crearmi diversi outfit e poi da casa dovranno scegliere qual è il migliore. Perfetto. Il primo compito è il tuo, ovvero quello di farci vedere, anzi far vedere ad Henry il tuo negozio, raccontarci un attimo i vari angoli, così che lui si potrà fare un'idea e poi passiamo all'opera, signori. Va benissimo. Ok Henry, allora la merce è davvero tanta e sta suddivisa un po' per referenze. Infatti troviamo tantissime felpe qui su questo lato. Ok. A seguire un po' di maglieria, completi anche di tuta. Da quest'altro lato ci sono tutte le long sleeve, che è un nostro forte perché veramente ne abbiamo tantissime e stanno andando davvero tanto anche queste. A seguire pantaloni, ginseria, coordinati, quindi come vuoi giostrare te la giostri. Qui abbiamo una selezione di t-shirt, anche su questo siamo forti perché ci sono davvero tantissimi modelli. La t-shirt va sempre, ormai lo sai meglio di me che serve tutto l'anno. Vai, qualcosa cuciniamo, Giovanni. Perfetto Henry, allora da dove partiamo? Allora, questo è il tuo campo, occhio. partirei da un outfit che puoi mettere comunque tutti i giorni, quindi comodo. A me sai che piacciono molto tute, soprattutto questo grigio chiaro, grigio melange. Ne ho una molto simile a casa, tra l'altro diciamo va benissimo. Che colore ti manca di tuta? Così allora, ne ho uno verde, una grigia, proprio questa qua, stesso colore. Ne ho una azzurra e quindi manca tipo marrone, beige. La nera. La nera pure ce l'ho. Io sono da tuta. Tute. Hai tutte le tute, incredibile. Ma io guarda qua come sono venuto oggi. Cioè, per farti capire già un attimo il mio outfit com'è. Ok. Colori possiamo trovare all'interno di Black Store? Quella là grigia ce l'ho anche marrone, ce l'ho anche nera, però hai detto che nera pure stai pieno, quindi... Che ne pensi? Marrone ce l'hai detto? Marrone è l'unico che mi manca. Ok, vediamo la marrone, vediamo. Ma poi come funziona Henry? Cioè, nel senso, tu mi vesti, però poi devo provarmi e se non mi piace... T'attacco qua. Ah, ok. Vabbè, bellissima, mi piace. Cioè, nel senso, così mi piace. Vediamo un attimo addosso. Vai, vediamo. La provo. Magari sotto ci mettiamo una t-shirt bianca e fare un po' di layering. Ragazzi, ma poi mi dite perché avete portato Henry Lazza a fare questo video? Cosa vuol dire layering? La maglia che esce un po' per fare un po' di livello. Da cosa deriva layering? Layer è il livello. Quindi per far vedere più strati. Ma io lo sapevo, era per loro. Ah, per loro. Occhio all'inglese. Mettiamo una bianca, semplice così, dai. Questa c'è la stampa avanti. Ma tanto c'è sulla felpa, quindi non si vede. Oh, bellissimo sto cane. Troppo bello. Che razza è, Giova? Sicuramente non un mastino napoletano. No. Un labrador. Bravo, Giova. Effettivamente sì, prendiamola una magari più clean, tutta bianca. Però l'idea è carina, perché se praticamente mi tolgo la felpa sopra con la maglia col cane. Ma sai che, tipo il viola così. No, ci potrebbe anche stare con il marrone, però userei più una roba semplice. Bella questa, pure è bella. Sì, Giova. Ci sta. Sto col maestro. Che ti devo dire? Misuriamo, dai. Le scarpe le vuoi fare, Giova? Devo provare pure le scarpe. Ci può stare. Facciamo outfit completo, non lo so, vedi tu le scarpe sotto il marrone. Io numero 6. O numero 1, Raffaele. Che ne pensate, ragazzi? Stanno prendendo le scarpe a mia insaputa. Ci sono, Occhio. Sì, Giova. Eccomi. Allora, vediamo un attimo lo styling qua. Guardate che accortenza. Ok, le scarpe. Belle queste. Bianche, classiche. Ci sto. Un tocco di verde, qua c'è un po' di beige. Vai, misuro prima le scarpe, ma ancora di vedermi nello specchio, che non mi sono proprio visto. Siete le prime persone al mondo a guardarmi con quest'outfit. Posto la prima andata, sto guardando, mi sono spoilerato l'outfit. A me piace un sacco, Sì, Giova. Ma queste sono proprio le cose che piacciono a me. Guarda qua, bello, largo. Allora. Che dici? Mamma mia, pure la scarpa sotto top, Perché la maglietta un po' troppo... Fai così. Troppo? Lunga? Molla, vai giù. Vabbè, ma sei tu che vesti troppo corto.
No, se tu questo è troppo lungo però. Io vesto corto, ma questo è troppo lungo. La maglia è troppo lunga, tu dici? Puoi vedere? Cioè deve stare... Ok, adesso sta bene. Ma pure le scarpe, adesso vi faccio vedere ragazzi. Guardate l'outfit completo qual è. Con la scarpa sotto. C'è quel verde che fa un po' di layering. Occhio, Cioè, a me piace. Però per completare un outfit manca una cosa, Giova. Pure. L'accessorio. Qual è? Metti che così vai di solito, non so, puoi andare in palestra per dirti, Giova. E quindi la borsa marrone matchata alla felpa. Che gli metto qua dentro la Waller? No, non so, metti le sborracce, gli asciugamani, fa palestra. Però, Guardate qui, chi ne capisce, è bello. Allora, io ti dico la verità, primo outfit per me già promosso. Sì. A me piace un sacco. Ok, perfetto. Cioè, questo che tipo di outfit è? Quello Questo, da passeggio? Sì, comfy outfit, cozy. Così mi Cozy. piace proprio. Lo faccio vedere anche un po' da più vicino con la borsa porta Waller. Bellissimo. Ci sta. Scarpa. Super Waller. Bene, allora, primo outfit casual, anzi cozy. Cozy? Ci sta, scarpa, tuta marrone. Prima volta nella mia vita ad avere una tuta marrone, Marrone. zainetto e maglia. E tra l'altro abbiamo cambiato in corso d'opera, non è più la maglia bianca, ma è un colore un po' più beige. Perfetto. Ok, mo, Adesso tocca a te. secondo outfit. Sì. Vamos. Allora, non si parte mai dal sopra in teoria, però, cioè la mia teoria questa, in realtà non c'è nulla di scritto, però avevo visto questa giacca camouflage che mi piaceva un sacco, quindi questa può essere una base di partenza. Sotto c'è tipo qualcosa di largo, jeans. Sì, baggy jeans, bello largo, super. Esatto, voglio farti vestire come un americano. Se ce ne messi come devi essere tu. Sei un americano? No, io sono un americato. Però questo ti può piacere, secondo me. Ok, questo pure è largo. Sì, Questo è un bootcut. larga sotto, sì. Questo è mezzo, sì, mezzo bootcut. Ah, attenzione. La tua testa sta cucinando. Sono in elaborazione qua un attimo. Tac, tac. Cose molto particolari, tra l'altro. Mi piace, mi piace. Poi sotto io metterei. Allora, a me mi piace vestire sempre qualcosa molto semplice, quindi non troppe grafiche, non troppo. Già questo qua comunque è un attimo. Te non li hai messi robe così, vero? Mai, non ho manco mai fatto il militare in vita mia. Neanch'io, incredibile. Lo farò per la prima volta, grazie Io a te. metterei una long sleeve, visto che hanno detto che andiamo forti. Long sleeve bianca, clean, pulita. Bella. Ok. È l'unica cosa che immagini in vita mia, la long sleeve. La long sleeve. Non sapevo si chiamasse così, si chiamava maglietta. Maglietta a maniche lunghe. Esatto. Questa che taglia è? XL. Ah, io voglio farti vedere qualcosa di corto, Giova. Non troppo corto, capisci? Però giusto, giusto. Tipo te. Questo forse è troppo corto perché è vecchia, ma secondo me è una M. Proviamo una M. Proviamo, Scusa, proviamo. io devo farti a mia immagine e somiglianza su questo video. Ma infatti non sto parlando proprio. Come no? Il primo outfit era dall'amore. C'è le collane? Pure, cioè, ma voi deve essere. Scusa. No, c'erano Sì. solo una collana, quella vabbè, di Maradona, vabbè. il più grande di tutti i tempi. Dopo, Lionel Messi. Vabbè, poi su questo ci faranno sapere nei commenti. Certo. Ok, quello. Queste qua ce l'hai solo per. Sì, si devono realizzare. Anche scarpe customizzate, occhio. Bella. Se no un cappello, non lo so. Vabbè, però devi parlare tu. Una cappella, Giova. Cappelli? Vai, però secondo me questo, vai, andiamo col giallo. Cappello giallo, Fake maglia da No, in militare. realtà ci sta, attenzione. No, sto camminando. Mi sto emozionando, Proviamo intanto questa parte qua. Cominciamo ad andare così. Poi Bene. ti vedo un attimo e capisco. Si para Waller oppure no? Esatto. Allora, long sleeve, maglia a maniche lunghe con maniche corte però. Sono maniche corte. Perché? Vabbè, poi te la faccio vedere. Però non mi dispiace, Harry, ti posso già dire, mi sto un po' osservando allo specchio. Occhio. va. Da sopra questo pantalone di tuta mi piace. No, Giova, devi mettere quel. No, mi cambio cioè. ovviamente. Non è che posso mettere sempre gli stessi calzoni. Siamo qui per ricrearci gli outfit. Allora, tra l'altro ho visto adesso praticamente Che? il pantalone di tuta di prima si può anche stringere sotto. No, stretto no, Giova, largo. È una bella skill però. Ragazzi, qua c'è un problema. Che c'è, Giova? Non si chiude la cerniera. Ma non lo so se perché è stretto o perché ha già fatto da dietro. Harry, però potrei scendere anche così in mezzo alla strada. Ok, questo qua si chiude. Sì, Giova. Si chiude, però non me lo chiudo io. Ti dico la verità, mi piace tenerlo aperto. Ok, il pezzo più escandescente di quest'outfit. Eccolo qua. Sono proprio curioso di vedere come sta. Ah, e la taglia mi sa che è giusta, sì. Oddio, forse è un po' troppo. Questo è crop, quindi. Perfetto. Mo vediamo, vediamo. Le scarpe devo mettere quelle di prima, vanno bene. Sì, mo vediamo. Ma cioè, io non so se mi sarei mai vestito così nella vita, Che dici, Harry? Intanto vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Come si chiama questa giacca? Giacca. Non è male, devo essere sincero. Molto particolare, molto stravagante questa giacca, però ci sta. Anche il lavaggio del jeans. Bello. Mi piace. Washed. Sì, ne ho uno simile, ma non è così. Però mi piace. Ci sta pure la scarpa di prima sotto per creare un altro layering. Aspetta. Diciamo arancione, verde. Ah, il cappello mio. Che Wow, dice Giova, che- sei fortissimo così. Sì, signori. Il mio cappello. Aspetta. Ah, con la fuori.
fuori. Certo. Importante pure a fare la culla. Ma quindi tu dici che la maglia mi deve stare così? Cioè a questa altezza qua? Certo. Perché ti sembra troppo corta? Ah, ma che io sono abituato a vedermi con la maglia un po' più lunga. Tu dici che così deve stare? Sì. Cioè proprio pelo Sì. fuori. Sì. Che dici, Raffaele? Per me sei proprio fortissimo. Diverso dal mio solito, Però ci sta, dai. Già, sei on top. Ragazzi, se mi dite... Allora, il video è molto semplice. Cioè, il video è Harry Lazza mi crea gli outfit per Natale. Ma già sta zitto. Cioè, se ci piace a Harry, ha detto... No, non ci parlato, lo devo indossare. Allora, nel caso in cui non mi fosse proprio piaciuto, io l'avrei detto. Però è una cosa diversa che non ti sei Dal mai mio visto. solito, esatto. Solo per quello sono un attimo titubante. Però io cioè, me lo metterei. Allora, il pantalone è veramente top. La maglietta, boh, figurati, una maglietta bianca, una shirt bianca. La scarpa, boh, già mi piaceva dall'outfit di prima. Questo qua. Occhio, signori. Occhio che c'è un nuovo militare in città. Eccoci. Con il cappello pure mio. È bello, ci sta. Prova a chiuderla a metà la giacca, fai vedere. Troppo. Troppo? Troppa metà. Così. Oh, come stai forte, La giù. mano in da sacca, così. Amico. Ci sta? Sei entrato troppo È nella così, mano. è così, è così. È così. Signori, quindi ci siamo. Questo è il mio secondo outfit. Ve lo faccio vedere. Che tipo di outfit è? Questo è un outfit non da tutti i giorni, però che comunque ci può uscire tranquillamente lo stesso, non è qualcosa di troppo complesso. A me piace, no? Sicuramente è diverso da quello di prima. Non è troppo da passeggio. No. È più da uscita. Esatto, devi fare un aperitivo, se devi andare anche a cena, perché no? Ci sta. Ok, quindi tenete a mente il primo, il secondo, perché è arrivato il momento del terzo, anche perché il terzo non si scorda mai. Link in video. No, vabbè, la pubblicità è troppo Esplicita. Dobbiamo fare il terzo outfit, quindi uno l'abbiamo fatto da passeggiata, uno da uscita, diciamo anche da sabato. Serve uno un po' più serio, non lo so. Mo vengo io. Allora, ti vedo già. Raga, me hai un matrimonio. Giova, so che ti sto un attimo stravolgendo i piani perché sono cose che effettivamente non hai messo. Però, secondo me, sulla tua figura ci potrebbero stare bene. Quindi direi di partire da un pantalone un po' più elegantino. Non è un jeans, non è una tuta, è qualcosa un po' più casual, diciamo. Giova, so che c'hai la faccia che... Cos'è sta roba qua? Però fidati del No, processo. ti dico la verità, a me piace. Ok. Trust the process. Trust the process, esatto. Vai. Questo, poi ti metterei... La maglietta di De Bruyne. Oh, che forte quella. Un maglione. Sto immaginando nel frattempo. Lo so, infatti ti ho visto. Stai guardando l'outfit come sarà. Esatto. Perché troppo pensieroso, troppo silenzioso. No, ma che... È difficile da mettere non riesco qualcosa. a ragionare a voce alta, capi? Quindi... Però ragazzi, intanto vi sto facendo vedere come Harry Lazza studia gli outfit per poi creare. Poi dai il pantalone, di qua. Però boh, questo è un po' più chiaro, vai su col chiaro. Questo sì ci sta secondo me meglio. Questo, ok. L'hanno mai creato per il momento questo outfit? Forse con l'altro pantalone grigio più chiaro, però secondo me ci sta di più così. Ma perché fine non è mai venuto in Harry Lazza, Cadino, cioè. Vediamo con cosa spezziamo sotto. Vediamo con cosa creiamo un po' di layering. Nuova parola sbloccata. Ma questi erano forti però. Sì, quello è forte. Ecco, questo devi metterti prima, cazzo. Mannaggia la miseria. No. La metta dillo Che tu. hit. Che hit? Che hit. La metta dillo tu, scusi, questo è proprio da te. C'è tempo sempre per un altro outfit, Giovanni, non ti preoccupare. Assurdo, non me lo metterei mai. Dopo ti faccio vedere io che sta bene. Tac, tac. E via. Però qualcosa di pulito perché... Ma penso tutto quanto è pulito. Perline? Per chi? Perline. Ah. Perline. Oh, Giovanni, come stai forte questa maglia? Ti piace? Lo vuoi tu il mio Eh. outfit? Occhio. Ma mettiamo total white così. Andiamo così. Questa. Poi Giovanni. Questa è potenzialmente... Non sono troppo colori per Natale, però qui il mood è un po' quello un po' casual. Di trovarti con i parenti. Sotto all'albero. Sotto all'albero. Senza regalo, senza euro. Infatti siamo qui per... Crearci l'outfit. Tutto torna nella vita, signori, come dice Om. La vita è un karma. Dio. No. Non diceva così Om. Ragazzi, voi mi raccomando, non perdete d'occhio i vari outfit che ho fatto fino a questo momento. Considerate anche gli altri. Adesso ci stiamo misurando il terzo. Eccolo qua con la magliettina bianca, total white. Allora, rispetto alle altre, già ve lo dico, non ne esco ancora fuori. Ma aveva più stretta rispetto alle altre. Cosa? La maglia. Ma non lo so se sull'outfit che mi hai creato per il momento deve andare più stretta. Però dopo te la faccio vedere. Ok. Ragazzi, stesso problema di prima. Tengono pochi pants, canzi chiuro cazzo. I video food, Harry. Bella e buona da fanno, fa sto problema. A few moments later. Ok, abbiamo misurato taglia successiva. Va benissimo, signori. Adesso ci resta soltanto da inserire il maglioncino sopra. Bello caldo, proprio per Natale. Harry, mi sto affidando del processo, Harry, dico la verità. Trust the process. Mi sto affidando, Nuovamente la scarpa di prima. No, sta scarpa non la posso mettere per tutto parte. Per tutti gli outfit va bene questa scarpa. Caro, sta un bella in capo, che ne pensi, Harry? Godo. Ok, posso finalmente uscire.
Signori. Allora, questo magari chiudiamolo. Ah, deve stare chiuso, io pensavo che aperto deve stare. Cos'è questa? Questa è una XL. Ah, ecco. Troppo larga. Questa è Sì. la maglietta. Ah, cazzo. Fa SS sta. No, è 2XL. Ah, Oh. ok, non ci siamo. Sì, perché pure le maniche. Le Però maniche pensavo che così andasse così. No, le maniche mi piacciono così che cadono, però è proprio qua in generale che è troppo grosso. Sì. Quindi prenderei una M. Però pantalone, molto bello, molto morbido, come piace a me. Mi piace. Una scarpa sotto, ci sta. Vabbè, quindi, visto Però, che questo è troppo largo. vediamo questa qua che crop che io... Crop, la croppata. Oh, è troppo croppata, vedi qua. Ah, forse un po' troppo. Questo Wow, forse... ma anche guaglione. No, questo forse è un po' troppo. C'è un po' da più vicino. Che dite? Sto bene? Guarda, chi sei più bello? Anche io mi hai visto chi. Ah, boh, non parlo, ma chi sei più bello? Ma Ti non piace? parli, hai detto, cazzo. Non devi parlare. A volte si possono anche sbagliare le outfit, non per forza essere giusti, Vabbè, questo poi lo deciderete voi. Ma c'è qualche altro pantalone che sia più casual, magari la sua taglia? Tipo questo. Attenzione! Attenzione al progetto streetwear qui! Ma mi piace che sei chi tengo voi. Allora, ho sbagliato l'outfit, non mi piacciono proprio le proporzioni in sé dell'outfit. Una cosa importante nell'outfit sono le proporzioni. Quindi, mo ti vai a ricambiare, questo qua bocciato completamente, e proviamo con questo. Con questo. Mannaggia. Vai Giova, vai Giova! Ma chi me l'era dice a me sta male? Magari, ma sei sicuro proprio? Sì. Ma sto pantalone sembra che non si. Guarda qua, non si sposta, non si muove. Ha un fit crazy, fidati. Ma ricardo. Poi vedi. Mannaggia miseria. Io mi sono messo il pantalone, sembra Harry Lazza. Sì, Giova! Allora mi sa che abbiamo centrato l'obiettivo di questo video. Mannaggia. Ma la maglia è bellissima. Sì, Giova, la stessa di prima di un altro colore. Mi piace. Ma infatti sta bene quella là. Poi la manica cade un po' larga. Abbiamo cambiato anche le scarpe, o meglio il colore. Prima verdi, ora nere. O in spagnolo. Neres. David Neres. Ok, posso uscire oppure serve altro sull'outfit? Vediamo come stai. Ah, ciao. Eccomi qui. Mi piace. È normale che tu piace. hai acquisito di questo. Vai davanti allo specchio. Cioè, puoi anche piegare le gambe, non è... ma Mamma mia, fra. Questi pantaloni sono top, sono un fit incredibile, veramente. Tu dici veramente. Harry. Ma poi, Sì, sono sì. tutti scarpe. Dammi qua, ti faccio vedere dall'altra prospettiva ai ragazzi. Pantalone sotto le scarpe. Va bene, devi pulire le strade, ti ho detto. Ci capi, faccio spazzini. Fai un attimo così. Vai, molla. Scusami, se si raddrizza mentre sto camminando, in mezzo a viaggio fa così. No, vabbè, adesso che stai un attimo posando, però di base Posa. Di base è figo. Sai cosa ci metterei? Le collane, tirarle fuori, sempre. Non sempre. Aspetta, Comunque mi dava proprio fastidio il fatto che va sotto ai piedi. non importa, Giovanni. Cioè, devi venire sotto i piedi. Sì. Paro. Anzi, non è che deve andare sotto i piedi, deve anche consumarsi un po' dietro, capito? Capito come? Così funziona la festa. Così. E io poi metterei, nel caso, per finirlo proprio, Una catenina. una catenina qua. Non sapevo. Ce l'abbiamo, Sì? Attenzione, il negozio migliore di Napoli c'ha pure la catenina. Gliel'avevo detto. Oro. Proviamo. Se dici più grigia l'avresti messa tu. Argento, sì, però proviamola. Però. Proviamo. Vabbè, a lui va bene. Così sei proprio 50 Cent. Questo è oro vero, Oro vero? Ha detto la via inizio video, 50 cent. Allora. Attenzione, l'avrei messo sincero per i miei gusti argento, però per far capire un po' il mood d'accessori e tutto quanto. Ci sto. Non è male, Non è male come outfit. Lo so che non ti ci vedi. No, Giova. non mi ci vedo perché non l'ho mai messo un pantalone così Lo largo. so. Io vedi, tendo sempre comunque ad alzarlo. No, giù. Ah, già dai a Giù. Deve strisciare nel terra. Poi devo fare così Bravo. per allargarlo. Guarda, così sei proprio Tra i tre sicuramente questo è quello che ti piace di più. questo e quello con la giacca camouflage. È proprio le cose per te. Se ti invita Jolie al nuovo album che deve uscire Release Party, devi andarci così per No, forza. faccio posto sulla canzone così. Sono un ghippo, cioè lì proprio. Ragazzi, votate nei commenti questo outfit ovviamente. Secondo me forse è il migliore. A mio gusto personale. Io devo starmi, perché il video è proprio chiaro. Eh. Io mi sto dicendo che questo sicuramente sui tre è quello che Ti ci vedi un po' meno. è quello che mi ci vedo un po' meno. In realtà è quello di prima che ci vedi un po' meno. Vabbè, quindi ragazzi, siamo arrivati al terzo outfit. Questa che situazione è? Questo qua in realtà se sei un ragazzo che si veste così io ci andrei anche non so a cena così. Cioè swag, questo è swag. Questo è sì. outfit swag. Se mi Roberta così mi a mangiare con me. Faccio passo genere, non lo so. Però ognuno ha i propri gusti. Esatto. Li rispetto. Quindi ragazzi, avete visto il primo outfit, avete visto il secondo outfit e questo invece è il terzo outfit. Nei commenti votate quale outfit vi è piaciuto di più. Niente, Harry, grazie mille per avermi vestito per Natale, perché sei senza una lira e senza lo Beh, se stile. vai così al pranzo di Natale forse ti non mi fate la scomunicano dalla famiglia direttamente. Ma che cazzo è la senza? Ma chi è questo qua? Ci capite che a Babbo Natale sei adesso largo, ma così passa le foto troppo. Oddio russo.
Oddio, pure russo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio Raffaele per la disponibilità. Grazie a voi. Ci hanno fatto una rasata oggi. oggi. Ci abbiamo divertito. Abbiamo cacciato lo swag. Eh sì, ovviamente è inutile dirvelo. È il mio negozio preferito, quindi vi ho detto un po' le coordinate. Venitela a trovare perché c'ha belle cose. Abbiamo tante cose. Esatto, per qualsiasi gusto. Sì. Esatto. A proposito di gusti, abbiamo scoperto, anzi già li conosciamo quelli di Harry. Il miglior outfit è questo, secondo me. Vabbè, votate, votate, io sono curioso. Vediamo. Grazie anche a Harry per Grazie a te, Giovanni. la collaborazione in questo video. Vi auguriamo buone feste. Tanti auguri, buone feste alle vostre famiglie. Date un bacio sempre a vostra madre e vostro padre. Ciao! Ragazzi, non era finito qua l'outfit. A Gingoppane io. Oppure ci fu saldatura, non lo so. È questo l'outfit completo, signori. Il terzo è questo. questo l'avevo messo io, attenzione. Chi me l'ha messo? No, solo fa la mia tu. Ciao ragazzi.